Oh, l'ho fatto storto. Oh. Ciao a tutti, io sono Mario e bentornati su Big Rocket Project. So che nello scorso episodio vi avevo detto che in questo avremmo montato il ciclone separatore più il sistema di fissaggio, di bloccaggio per i tagli ripetuti. Purtroppo non lo faremo perché il ciclone non è ancora arrivato. Faremo dell'altro. Vi spiego di cosa si tratta. Ok, il tavolo, come vedete, ha un divisorio centrale che lascia uno spazio aperto da entrambi i lati. Questo mobile infatti, oltre alla funzione che ha, che è quello di fare il mobile per la troncatrice, sarà anche una divisione degli spazi tra questa dove c'è la CNC più uno spazio per altre lavorazioni e l'altra parte che è tutta falegnameria. Quindi qua sotto dovremmo fare delle ante e dei cassetti per organizzare il tutto. Principalmente le ante saranno ovunque, tranne in quei due piccoli spazi dove ci saranno 9 cassetti. Oggi sono arrivati i binari, quindi coincide tutto con le tempistiche. Non perdiamo altro tempo e cominciamo a tagliare i pannelli. Benissimo, tutti i tagli sono stati fatti, i pezzi sono preparati. Ora, prima di chiudere la giornata, volevo provare a fare i cassetti, almeno assemblare quelli lì. Per cui adesso ci spostiamo al banco fresa e facciamo la scanalatura per poi infilare il fondo dei cassetti. Queste striscioline qua di multistrato saranno le parti che compongono il frontale, la parte destra e sinistra per ogni cassetto. Farò il groove qui sopra perché è più conveniente farlo qua su un singolo pezzo e poi tagliarlo a misura che farlo su tanti pezzi piccoli. Il passaggio invece lo facciamo con una fresa da 10 mm per infilare il pannello che è spesso 9 mm. La distanza dal fondo sarà di 12 mm. Tutti i pezzi sono stati preparati, pronti sul tavolo e organizzati. Farò tutto domani, montaggio dei cassetti e delle ante, per cui noi passiamo a...
the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money, it's the money, it's the money, yeah. It's the money. Perfetto, i cassetti sono stati tutti installati, bisogna mettere solo il frontale che è già preparato, ma non lo andrò a installare oggi perché le maniglie che abbiamo ordinato non sono ancora arrivate e siccome bisogna fare una fresata per incassarle bene bene, a questo punto aspetto. Noi intanto passiamo a montare tutte le ante. Le ante sono come questa, non ha la maniglia come vi dicevo, hanno delle semplici cerniere ammortizzate, quindi una volta che si chiude, perfetto. Per fare un lavoro in serie mi sono costruito queste due dime, una per l'anta e una per il mobile. Dove vedete il mobile va appoggiato questa parte sopra, mentre questa qui va appoggiata in basso nell'anta. Ora vi faccio vedere. Quindi noi prendiamo l'anta, la mettiamo nel senso opposto, questa va aperta così. Qua mettiamo il coso dell'anta, questo qui è uno spessorino, siccome va a battere qua sotto l'antina, questa bisogna calcolarla qua, intanto mettiamo filo col tavolo, questo qui lo mettiamo qui a fila, prendiamo uno, prendiamo due, qua ci sono 3 fori, 2 piccoli per le vitine e una grande per far entrare lo scodellino della cerniera, quindi 1, 2, 3, 4, Forstner da 35, foriamo un pochettino, non finiamo il foro perché lo faremo dopo. Tac tac, voilà, finiamo il foro. Perfetto. Tac, tac e una. In questa sono solamente 2 buchetti, andiamo a battere sopra. Voilà, ora montiamo la sua piastrina. Ah là! Ottimo, piastrina montata, lavoro super veloce. Ok, tutto qua. Bene, tutte le ante sono state montate, ora magari vi state chiedendo come mai non si chiudono bene. Questo perché quando le ho squadrate le ho lasciate un po' lunghe, siccome le cerniere che stiamo utilizzando non sono proprio per questo scopo, nel senso vanno bene per il mobile più esterno perché sono ante a collo pieno, però in mezzo dove l'anta si va a unire con un'anta a fianco, diciamo, lì ci vuole una cerniera che è mezzo collo, che non abbiamo, per cui per ovviare a questo problema le ho lasciate un po' più lunghe e una volta montate calcolo semplicemente quanto rifilarle e via, ed è proprio quello che faremo ora. Per calcolare esattamente quanto devo rifilarle ne chiudo una, mi faccio un segno di dove cade, chiudo l'altra, mi faccio un segno, questa misura è esattamente 6 mm, quindi dovrei esportare da ogni anta circa 3 mm, ne togliamo 4 così lasciamo un piccolo gioco. Ottimo, ci avviciniamo verso la fine anche di questo episodio. L'ultima cosa che ci manca da fare è installare le maniglie. Vi faccio vedere il modello che abbiamo scelto e come le installerò. Allora, le maniglie che abbiamo scelto sono queste qua in un profilo di alluminio nere, ovviamente, che stanno a filo qua, a filo dietro. Quindi come potete immaginare le operazioni da fare sono una scanalatura. Per fare questo mi sono costruito questa piccola dima brutta che però fa quello che
oppure un groppino che esce qua. Utilizzerò il rifilatore della Makita con una punta a copiare da 16 mm mi pare, codolo da 8. Vi lascio il link in descrizione sia delle frese che abbiamo proprio acquistate arrivate oggi, sia delle maniglie. Traccio una linea leggera che sta a 3 cm dal bordo, utilizzando quel pezzettino lì. Metto la maniglia e traccio i limiti. Dopodiché ci va la dima, ovviamente sta lì sui bordi, lì. Stringiamo bene e passiamo a fresare. Come primo lavoro faccio la fresatura qua, appoggiandomi qua sopra, poi mi appoggio qua, quindi questa andiamo a capire che l'ho già messa al contrario. Quella sul fianco è un po' tricky da fare perché bisogna rimanere appoggiati bene, insomma ci si fa l'abitudine. Via. Ok, adesso qua dove la fresa negli angoli non può raggiungere bene, ovviamente se ne ha di scalpello. Siccome è proprio uno spessore piccolo, si parla di quasi 2 mm di scanso, non è neanche necessario utilizzare il martello. La fresatura qua sotto invece è quella... Oh, l'ho fatto storto, questa è la parte fuori, dovevo farlo al contrario, mi avete fatto sbagliare tutto. Un bel errore così in diretta, ci sta. L'occhio ci sta. Va bene, intanto sistemiamola dentro. Acrilica. Ok, aspettiamo un attimo che si asciughi, levigata, riempiamo questo piccolo buchetto e ci siamo. Eccola qui la patch, mi sono dimenticato di riprendere finché levigavo. C'è un piccolo buchetto qui e utilizziamo polvere di segatura e colla per legno. Ok, nel mentre che la colla lì si asciuga, dopo diamo un'ultima levigata per portare tutto a pari e dovremo esserci. Nel mentre monto le altre maniglie. La cosa che imparo ogni volta che mi capita uno di questi piccoli errori, finché faccio dei lavori di falegnameria, è proprio il fatto che lavorare il legno è un'arte che va fatta con calma, perché il legno si riprende tutto quel tempo che tu usi per andare di fretta, dove puoi appunto fare un errore stupido come questo, non ricontrollare 2 volte se hai messo la dima giusta così. Facendo così fai gli errori, impari qualcosa di nuovo, cerchi di ingegnarti per una soluzione particolare, per non rifare l'anta ovviamente perché butti via materiale a caso, così abbiamo imparato un altro metodo per rimediare ai nostri errori. Top!
Perfetto, tutti i lavori sono stati fatti e anche questo episodio si conclude alla grande. Nel prossimo episodio quindi cosa faremo? In teoria il ciclone separatore, perché è arrivato l'altro giorno, e vedo se riusciamo a fare anche il sistema di bloccaggio per i tagli in serie. Detto questo, a me non mi resta che salutarvi, ringraziarvi sempre a tutti per il supporto e noi ci vediamo sempre il prima possibile in un nuovo video.